ringraziamo il comune di Fontano Veneto che ci ha messo a disposizione la barchessa, poi anche la sala antistante della biblioteca per il rinfresco, i piazzali, i permessi, sempre con molta puntualità. E poi, però, io qui veramente l'ho visto ieri per la prima volta perché per fortuna che si può lavorare in tanti. Io ieri quando ho visto questo sfondo, eravamo d'accordo a Natale di fare una cosa così, invece questa è uno sfondo da teatro vero e proprio, e direi che per questo sfondo della stanza delle miserie, vi dico, magari non sia stata così molto probabilmente, ma talmente bello, noi chiediamo veramente a un contraddaiolo nostro, importato, ma siamo tutti uguali, poi alla fine un grosso applauso che è Gustavo Rigato, veramente, ha fatto un'opera meravigliosa, se lo merita. Ancora prima di fare gli applausi, ricordare a tutti che un momento che vivrete adesso, io passo subito la parola a Iseo Geromin che l'ha seguita, l'ha costruita assieme agli amici del Borgoruga, è un momento che qualcuno farà commuovere come hanno fatto le fotografie 3 anni fa. Buonasera a tutti. E ora intanto scominciamo con parlare di Areto, perché stasera si parlerà soltanto di Areto, perché i nostri giovanotti e giovanotte che abbiamo detto di A, e di voi parlare di Areto. Cosa c'è che abbiamo suo fare a Borgoruga sto anno? Abbiamo suo fare una roba tra di noi altri, diciamo, una roba molto semplice, in amicizia, in simpatia, di ricordare un po' gli anni passati, come che si viveva nei nostri contrade, nel Borgoruga, ma non solo nel Borgoruga, diciamo, come si viveva in tutto il nostro paese. Qualcuno se farà, spero, qualche risata, qualcuno farà anche qualche lacrima pensando ai tempi passati e ai cose che ha passato. L'importante è che partecipiamo tutti quanti insieme, faremo anche qualche cantata, chi che voglia cantare si unisce al nostro coro, avremo qua Bruno con la fisarmonica che metterà in allegria, spero che tutti quanti vi divertite e vedremo cosa che viene fuori. Allora, qua si parla della stanza della miseria, però prima di spiegarvi cosa è la stanza della miseria, facciamo a canzone della miseria, che forse pochissimi laureati che sentivo, i Pireciotti sicuramente, ma qui che siete dei 50, mi direi dei 50 di solito l'hanno mai sentita. Bruno, come siamo con la prima canzone, a strada bianca di Danca, la canzone della miseria, cosa dicevo? Aspetta un attimo, sei a posto? Chi sei chi tona? Ma cosa è questa stanza da miseria? Chi sei che vuol dirmi? Amalia? Che era titolare, che era uno dei titolari della stanza miseria, Amalia. Dai, dimmi Amalia, cosa è questa stanza miseria? La stanza della miseria era così. E era qua che non tutte una bella banca. Una banca e dopo tutte carene. Sentare e mi aveva macchina e lavorare con la macchina. Sentato scagna. E vorrei la macchina da bagneria. No, ma quanto grande è questa stanza? Dimmi. 3x3. E quanta gente che vi trovate a sera di questo cantare? 40 la media è 25-30 persone. Si trovava carte, si trovava toia, si fumava sigaro, uno solo gli altri, ma quei 25-30 su 3x3. Questi erano gli scaldamenti, quando che ne tardo del più po'. Quando era da lavare, con un altro scagnito, 4 tavole da lavare. E si trovava carte. Aspetta, ma che sono così che si faceva carte? Questo erano i vecchi.
al pomeriggio. Invece, esonera la cosa invece. Si trovava in due cantina, le persone sera a sera di tutti i giorni. A casa si giocava, fai sempre Silviglio, come fai in street? Ah, Silviglio. Ma è a sera mi dice che suonava anche a bestia, è vero? Oh, è il capo forte E si suonava a skate? Ma se gli skate sono le domenica perché le altre non me le ieri in giro. Skate non me ne era poco. Nell'ambito del casino, dell'idea, Nel casino, adesso sta in sala, era su Borgoluga. era a strada a Rosa. A Rosa chi? A Rosa Batona, a Rosa Batona, a soprannome. E là, e ora anche là, tante cose. No, altri morosetti, sa. Dopo un mese di si sapeva, e non ci sta. Dove che lo apre al primo vaso alle vicine. Ma se fanno le 9-6, Non è che si faceva allora a roba, però, Beh, un vasino è una roba normale, non sei come adesso che sei tutto... Sugli occhi, ma come? Si capiva che lì era precoce, proprio come l'altro. Spiegami bene, perché adesso qua, vai in giro, si passa, che fa del tutto. Allora, come ieri, cioè, è tosato, andava a trovare la tosa, descondò, andava a presentarsi, spiegami bene, come sei che si presentava, come sei che si faceva capire. Perché dai, è pericoloso accapallarsi una volta insieme, ti deve andare al tanto chilometro. Una volta forse faceva i scontenti. Si sconta allora? Cioè, non c'è niente di nuovo a tutto il mondo. No, solo che una volta le robe belle, quasi sconti invece adesso per il pubblico. Perché se meglio una scampata e una fatta normale. Ma i valori, la roba più importante, indispensabile, era avere il campanello e il campanello a bicicletta. E quindi ti fregavo il campanello. Si vive a campanello a bicicletta. Ma perché si vive a Se campanello? non ti capisci, quello è fatica che trovare la parola. Ma cosa si vive a campanello a bicicletta? Siccome lui era il campanello per casa, che era il fare. Ah, come il fare? Come che il campanello che fa? No, non veniva fuori. Andava da amorosa e poi amorosa la verità. Allora gli dava lo scorlai del coso del cane e il cane sbagliava Quindi era segnale. Vedo come che si vede una volta. Gli davano a scollare il cane addirittura per farsi capire. Non posso dirti chi sei perché siamo morti tutti dopo. Comunque è vero. È vero. E il cane dava il segnale. Quindi non è che ci sono che si trovavano, no, si trovavano anche i gatti. Pensa che se no va, anzi no va sa cavetta. Conta questa storia di gatti. Era a Santina Piccolona, che si chiama Cereria. E no, altri dai motori di gatti. Casa mia, per dire la verità, andava da Maria Mondina. A Maria Mondina. Casa mia non si chiamava. Andava da Maria Mondina, un uovo a parte dell'acqua. E gli era tanto buono che veniva. Quando vi che mio uomo occupava qualche fuscello, gli dava un poco di largo a Virginio e cose, e lei faceva i salamini, poi faceva qualche pranzo, ciappava, gli portava il suo bel salame, per tutti era buono, bel salame legato. Il buon salame legato e era ottimo, buonissimo. Una macelleria che qui dava tutta l'inverno. Insomma, io ragazzi, mi era pochi giro per strada, neanche uno. Chi che aveva legato su potesse venire come uomo. E ora il modito ha fame, un modito la gente che andava a lavorare all'estero, quindi tanti emigrati che giravano per il mondo. Però noi altri, questa sera avremo un emigrato speciale. Dove c'è l'emigrato? Dove c'è l'emigrato? Mi so che è un emigrato che si è appena tornato a Bolzano e si è partito a 15 anni per fare il murano. E si è andato a fare il murano a Bolzano e si è appena tornato a casa. Guarda qua! Ciao Mario! Ciao Mario, dove va? Oh, guarda qua!
Mario, dove va? Dove va? Subito qua, da Trento. Guarda, vada sul boccaglione. Ecco. Mi farò i poveri, girate. Vengo dal Tirolo. Sei un paese che ho lavorato per 5 anni. Però il secondo anno, esattamente 40 anni fa, mi è capitata una storia un po' particolare. Cosa è successo? Parto è il venerdì, perché arrivavo a casa sempre un giorno o due prima di Natale. Partivo sempre in gennaio. Non scrivevo, perché? Non c'era il telefono, non c'era macchina, sempre a piedi. In poche parole, ciao corriera, mi tocca anche andare a prenotarla. Va bene a casa del Tirolo. Va bene a casa del Tirolo. Cosa è successo? Un giorno, lassù, per contentarmi un po' la mare, che era Santina Pisolona, quella di Gatti, Famosa Santina Piscione dei Gatti. che andava a Ferrovecchio E fumava il sigaro. e fumava il sigaro. È toscano il sigaro, è toscano. Mezza volta, Colano. allora mi ho portato per ricordo una bella pezza del formaggio. Dove ha dato sta pezza? Dentro sulla isla del cartone. Ah, qua sta pezza ragazzi, stasera. Per quello che quindi da una parte. E l'ho portato a casa Va da lì, non stava da me. anche un po' di polvere Polvere di che tipo? che scotava. Come aspetta, noi qua siete parli del polvere, invece siete una roba bianca. Ecco, quelli che si parla del polvere bianco, si parla del polvere nera. Tu hai visto un pacchettino una volta sulla cosa scritto dinamite. Messo pieno di dinamite che porta a casa. Allora, Adesso io, dentro sua paese sei una forma del formaggio. E la ragazza fa corriera. Sì, io fermo, non mi chiedi, non vuole più fuori. allora, sto autista, a me fa, a paese non che stava. Io mi riesco a caricare alto. E mi guardo una manca di casa, mi fa, ma che cazzo? Oh. Cosa gatto dentro qua? Ha usato un po' di dinamite perché quasi gli attendati, no? Quasi chilometri, no? Avete mi dinamite, basta. Tutto tranquillo, vengo a casa. Però, prima fermata, quella che ho fatto, c'ho qua e tassi. Perché lì, sono fatto aperta in nome. E te vi fa di scheio ora sui tiri? Sì, la domenica si vede. Ma ci fa dei poi anche però. Sì, tantissimo. Non mi costava mica, costasse 5, 10 o quello che era, ma allora mi costava 1500 franchi. È taxi. E mi ha portato fino davanti alla porta di casa. Come i veri signori. E non so come che dia. Allora, venite fuori a me mare che i 4 vicini che erano attorno, tutti curiosi, zio, sono amici, ciao, tutti, ciao Mare, ciao Emilio. Miglio glielo so fare. Emilio glielo so fare. Dopo è fatto che il tempo cominciava a venire monotono, no? Perché? Perché ieri giovanissimo, no? Morosa niente. Ieri viene spirito. Però mi piaceva sempre trafegare, costruire, darmi da fare, no? Però il lavoro era quello che era qua, no? E a sera, ste figlie mi faceva fiocco. Come chi diceva qua i nostri signorine. Vada sempre davanti, non stavo da loro che ti conosce loro. Cavolo io sto passando. Eccola, guarda che bello che si usa. Allora, cosa è successo? Queste signorine, cioè, come signorine qua che parlava sempre. E mia mamma faceva fiocco, poi si sentava a Maria Rutina, dopo che era Emilia Casita, uno che faceva anche i papusi, a Rosa, a Guerrina, quella dei Bettini che c'erano altri, a Chicca Rotina, a cui non mancava mai, e a volte vi era anche qualche ospite. E a volte vi erano tanti anche ospiti. E io davo a ste case. No, qualche volta. Allora cominciava a battere alle 7 e visto e notte me ne imbrogliava e 5 franchi di qua e 10 franchi di là, insomma tutti ti siete me la fregata, non me la fregata. E mi mega stufano, ieri giovane, cosa fu? Gente di grinta, no? E che aveva sta dinamite, mi si mette che aveva dinamite, no? Porca, ma l'avevo avuto qua, adesso, tra i 20 non mi sentavo. Sempre così economici in sala, no? E era sempre in sala. Cosa fu? Era
siccome che non ti sei sparato col musetto. Sì. Cosa vuoi fare? Era un granito, zampon! Un altro granito, pom! E era, all'inizio era come se trucco, no? Questo lei. Era buttato uno, buttato due, buttato tre e quattro, mia madre mi sta su. Fuori, sono punto! E mi continua ancora, no? Dopo invece mi si inventava che non li puoi attivare le carte di gusto. Mi puoi attivare tutti in sia. Era suonato fuori era un bel marciapiede che avevo fatto un l'anno prima, un tocchettino sono entrato. E io avevo venuto a posto mio, già qua su, io avevo detto che qui qua su, lo prego, lei dai fuoco, un fuoco, una prima pila e una bella gioco. Prova due volte più grosso ora. Dentro ste legge e comincia a fare, ne fa un saltare l'aria e come qua. Dai su per 5 minuti 10, no, non ero convinto. Dai, già per un per troppo più grosso, non ho messo sacchettina di simpo. Se io non è successo, una bomba! Si dice fuori tutti i reti! Ma mi sono provato a fare musala! Non finito, grazie! Ciao Mario, io sono un amico. Siete della mano. Le cose di criminali, scherziti. E a dei scherzi magari pericolosi. E le dico una roba. Tutti quanti si conoscevano tutti per soprannome. Però la roba particolare Borgoluga era che si chiamava col nome e il soprannome era di sua mamma. Cioè una roba originale che c'erano così, Mario di Amelia, Mario da Pina, Mario sempre riferito al nome della mamma, mai del padre, sempre della mamma. È una roba perché il padre non si sapeva mai di preciso, io dico. Però è una roba originale che in giro penso se pochi che lo sanno. Dimmi Maglia. Amalia della Catina, Amalia della Ema, Antonio del Romano, Erminito del Romano, Rodolfo Mavi, e Geni, signora Geni. Tutti con soprannomi. Allora sentiamo questa storia qua, dai. Giuseppino Principi, che è che abbiamo vinto qua in fora, di qua in fora. Allora, quando andava fuori, gli diceva, Vino, fa roda, se no, te cademo il dentino. Insomma, finché Vino che toccava andare dentro, andava fuori, si faceva nudo, si metteva una mantina, e quindi una volta di soldai, rotonda, faceva la ruota, tutto il borgo intorno che rideva, quello che aveva fatto la roda, Pino andava dentro e quello gli era il cine e questo Luigi Varghe del Borgo Ruga. Questo erano le nostre che facevamo per divertirsi e per passarci. A sera si buttava d'inverno, si buttava l'acqua, ma fai sbrisciamo sulla casa di Dio, là si sbrisciava più volte di notte, se no la casa si faceva le volte perché si vengono su mai troppi, non vi era più brocchi. E questa sarà la nostra vita che abbiamo fatto non altri a volte. Un abito che passava questo inverno, perché sennò mancava questi. Che sei a Monica che vuole fare una domanda ma si vergogna. Io dico mi, a voi sapete, ma una volta, adesso i casi sei tutte quante spettacolari, i campagni da tutti i cantoni, ma una volta poi bagno. Come facevi? Come fate la toilette di una volta? Un corridoio non mi dimetti. Aspetta, quello come sto? Fatti di cane, fatti di legno, fatti di lamiera, e tanti era senza quarto. E io ero Ambrea. Paga le stelle. Rotto, chi che aveva rotto? Chi non aveva rotto, poi chi poteva mettere in metea. Ma io so che era un bagno artistico, una toilette artistica in Borgoluga. Come gli aveva fatto questa toilette artistica? Io aveva fatto un artista, non un mastro.
dalla geometra, dalla farsi. E ora che ha fatto un bagno, un tocco di così alta. Ciao, appare anche molto no. Ma dopo quando che uno gli ha detto, ma sta attento, gli ha detto, che geometra tutto va, chi ti ha fatto quel bagno bianco? Perché gli ha detto? E perché dice, non mi pare giusto che quando si passa, se vede, non importa, gli ha detto, basta che mi vede a testa di chi casetta. L'importante è che non vede a testa, adesso vengono tutti i compagni, appunto, adesso mi fatto venire in mente una bella roba, a pompa, una volta in Ruga, che era a pompa, a pompetta della Lughetta, e che si haga una canzone, su pompetta della Lughetta, a facciamo? Dai che faremo una bella canzone su pompetta della Lughetta, inedita, cioè da 50 anni a sta parte qui non sarebbe più cantata. E che qua? È il terzo foglio, signore, è il terzo foglio, lo dica che foglio perché il esame mori, ma io non so scriversi. A pompetta della Lughetta. Dai Maria, piazza di Lughetta c'è una pompa che butta l'acqua come mitigante, delle ragazze belle ce ne tante, delle ragazze belle ce ne tante, quando ti vedo te mi crema braglia che te dire, quando ti vedo io mi fai volare. Se lo sapessi mamma quanto è bello, mi sembra un angiolino del paradiso, portava le piume sul cappello, se lo sapessi mamma quanto è bello. Oh, dato dell'applauso, a pompetta della Lughetta, altra canzone inedita. E dopo vi sentiremo un'altra che sei ancora più forte. Allora, esperti in peli di comicio chi è? Sua mamma le voglio caramelle. A Santina Piscione, esperta in peli di comicio. Onge de Porcel e pei de talpa, finta tupinera. Guardate Mario, cosa hai capito mamma con pei di comicio? Guardate. E pei de gatto Aga. Topi, Aga pei de sorsi. Mario, dai, cosa hai capito mamma con pei di comicio di tupinera? Allora, la mamma, dopo la mamma, andava a Ferro Vecchio e aveva cominciato con la bicicletta con il portapacchi che ho ancora a casa mia, che è un piccolo ricordo mio personale. E lui andava a Ferro Vecchio, un sacco davanti a una del Rio, e che da quanto che contava sempre che ha suonato che era una bicicletta. Ha detto una casa perché non può più fare, mi ha comprato me. Però il periodo è molto caldo, andava bene perché commerciava anche. Commerciava, cioè era che dava magari una matassetta, un figlio o qualcosa, no? E chi altri che dava magari chi alle strassi, chi a canna, chi a pelle comincio, chi a gatto, chi. Prima stagione era i soffrutti anche là, no? Quindi finiva la stagione d'inverno, quando che faceva belle giornate, noi che abitavo in sul Borgo Ruga, che avevo costruito là, avevo finito di certe cose, che era una gran rete. Mia mamma che aveva fatto dei ferri, cioè mio povero padre, mio nonno, lui aveva fatto dei ferri tipo forcera, no? Allora, cosa succedeva? Chi che portava a pelle, comicio o legato, le ciappava, le buttava, le impiava dentro e al sole le essiccava. E qui ogni martedì, sempre presenti, andava da un commerciante che veniva da Padova, veniva a Nacà, si diceva a Piazza del Grana una volta, no? Era coperta. E là faceva il suo commercio. E tutti i giorni veniva sempre la solita fase. Però ogni tanto cosa succedeva? Che mi sono trovato in fotografie che avevo una pelliccia anche lì. Una mia fratello, mio povero fratello, e una mia sorella. Fatte di gatto, ma bellissime. E gli domandavo sempre come hai fatto male, e quelle dicevo. E il Conso stato lì. E Conso le usava quelle sale, quella roba particolare che io non ho pure capito. Però, e dopo mi succedeva anche tante cose, no? Che mi mangiavo sempre il cuniccio. E era buonissimo. Tante volte che dicevo male sul stufo ma era cuniccio. Quest'anno ultimo mi sono reso conto che ero sempre stato fatto.
Piazza però. Vabbè, e ora acconsava i piedi comicio, andava tutti nere e faceva proprio tutti. Però in Borgo Luga, adesso mi viene una roba, che era anche il cinema. Voi altri non sapete, ma in Borgo Luga che era il cinema. Non il cinema perché si fa scherzo, proprio il cinema. Quello con schermo che si vedeva, non sapeva Rodolfo, che era il cinema là in Borgo Luga una volta. Certo che in quei momenti là avere soldi in tasca non si sapeva qua pensare. E allora ho pensato un giorno che dal momento che veniva anche Gianperla, quelli del cinema là, e ho visto che con delle negative, mentre questi era tutta un'altra cosa, e voglio fare anche a me qualcosa da poter già fare dei soldi. E allora la Teresina della Vittoria era una persona che girava tanto perché andava si a vendere le papusse qua e là, e aveva le fotografie, e le fotografie naturalmente che era anche negative, quei cassetti là come macchina, chiamava scatola di cartone. Comunque io pensavo che con quei negative là, mettendole davanti a una fonte luminosa, che avevo pensato di farla con una pia e un fanale di bicicletta, ecco, gli amici che naturalmente qua sopravveo, Gio Pei, che chiamavano soprannominato, e così Rodolfo, Gesuino, insomma i vari là. E avevo pensato che facevamo qualcosa per poi tirare su qualcosa del solito. E allora siamo messi qua a fianco a casa sua qua, dove era a Cesita, là a fianco della Cesita, io mi invito con dei fogli che fatti manifesti con scritto manifesti scritti con carbonea, oggi cinema. Stasera cinema dagli europei. Stasera cinema dagli europei. Allora, in bianco e nero, purtroppo. Era qualcosa di organizzato perché era anche un canceo, un porteo una volta. Pertanto, Un restello. sì, e pertanto là si era messo una maschera E poi pagare il biglietto. E poi pagare il biglietto d'entrata. il biglietto d'entrata. Allora, la macchina, ricapitoliamo, a macchina gli era fatta da un fanale e una bicicletta. E una pila. E a proiezione era negativi delle fotografie. Perché no, i negativi erano piccoli, erano belli grandi. Poi era il cinema. Sì, allora mettevo. Sì, qui grande. Sì. No, erano moderni. Gli era moderni, doveva fare la bicicletta lui. Era la batteria, la fila. Comunque, come aspettare che venga un po' sturetto, e allora ho acceso sta pia, sta lampadina, eccetera, che ha fatto una proiettata sul topo di tela bianca, proiettata, cioè, faceva io lì fuori qualcosa dello fondo, e naturalmente sentai sulle banchette, sulle panche, Ma si presentava parecchia gente anche che si e vari era in piedi perché non era posto per tutti. Pensati, ma tu sei in piedi aveva. Quindi sala piena. All'aperto, cinema all'aperto. Comunque, qua adesso credo che venisse fuori anche qualche cosa, non può. E allora comunque metto queste negative davanti. Sapevo che questa era a Teresina della Vittoria. Era la Teresina della Vittoria. C'è un'altra. I Colombi di Venezia. Era i Colombi di Venezia. Dopo un'altra era a Irina delle Mavie. E via questo, via quell'altro, perché ha detto, no, guarda che qua non si vede mica niente. Ma come? No, mi stava là, e mi passa ancora la Regina della Vittoria, perché più del 4-5 non aveva. E gli era sempre qui, dice che stufa, ma volevo che indrio qua e là. Dio, dai! Era che altro che aveva preparato, aveva seccia di acqua, un salotto, quindi scappare tutti quanti.
Così, che abbiamo mandato via, fino a cinema e siamo arrivati gli skate che ha tirato io. Io era canaglia una volta, forse più canaglia adesso, perché sto te adesso forse è tanto più ingenuo, io era più malicioso una volta, secondo cosa che faceva già. Oltre a divertirsi a Pisano, era che noi volevamo che venisse ragazzi, anche quelli da Martino che venivano a scuola a Palermo, perché la punta comunque veniva Hai capito che siamo già sull'epoca moderna, cioè che qui da Paderno e poi da Merino, qui da Merino a Paderno. Perché i anni l'epoca più remota di poi giocare poi passare, se si dava sassi. e confine era La Marchi era la barriera era. comunque poi spisava i ragazzi e Tose poi spisava, cioè era difficile anche stare in piedi, naturalmente si pisava solo e quello era il momento che noi oggi vedremo che tipo di moderne che era, che normalmente era sempre che da rosso, a quadretti rossi, bianchi e rossi. Qui era. Qui che aveva. Qualcuna naturalmente è cucitore erano se intravedeva qualcosa di sicuro se che aveva già più di 6 anni. E lui era spissato sul giasso. Dice che mi ricorda come si faceva la pasta con gli occhi qua. Oh, ecco qua, forza. Uno risponde a pasta con gli occhi. Alla bicicletta qua. Sì, mi giorni davo quasi con gli occhi, ma quasi sempre andavo a casa di nessuno. Vicino. Vicino Micò. E ora, tante volte si andava a pasta con gli occhi, ma gli occhi tante volte tornava a casa da soli. Sì, tante volte perché mi dovevo innovare, perché si sanno a una certa età. Ma la labbra che non si sente niente. Allora, ecco, diverse persone, non capiva il suo così, sì, naturalmente. E quando si arrivava sulla strada di Bianchi, se li faceva far poi io. Si faceva far cosa? Cosa lo so poi? Che si cuciasse. Si cuciasse, poi disse e mangiava. E dormisse. E ero tranquillo. Mi faceva manica. Ah sì? E ora non le faceva fare io. Faceva poi Perché io. anche se doveva giocarsi, ma ne scappava. Ah, più. E dopo, tutto il giorno insomma mangiava sassi. Sulla strada di Bianchi. Io sembrava che Erba non si via su che sassi ormai. Sassi non vi era più. Aspetta. Allora, verso sera, avevamo i busi sulla stesa del Prade e Sigogna e mandavamo dentro là e si facevano mani da busi. E mi andavo a casa, e io lì davanti e io che da Dio vienivo Due bei colpienti. tutti insieme. Le mamma tutta contenta di mi ha dato da mangiare queste occhi. Insomma, sempre sul Prade di Sigogna. Ma tante volte veniva fuori perché il porto di un e mi faceva fuori. Sigogna, vecchio Sigogna. Il parone. Il parone Sigogna. Sempre fatto con gli occhi, altro episodio. E ora mi diceva, parla che poco si era fatto con gli occhi. Sua mamma. Sempre lì. Beh, un po' che la tinta. E ora se ne è sempre per questa strada, la suddetta. E via qui. Ciò, si sapeva, io che mangiava, erano altri di quel fazzoletto da naso, si piega paesi con l'erba, si ingava il fazzoletto da naso e si piega paesi. Io la strada di Bianchini era un po' sul fongo, e si faceva tutte le busette e qui erano i nostri giochi. Ciò, gioca per vincere, così. Mi volto come si piega. Spaghetti e occhi. Fuori casa, mamma. Ho visto gli occhi? Sì, no, era ricco. Ma ogni sera sapevo che perché andavo a casa sempre ore sole. Gli era anche mai sai ora? Sì, e ora quella sera anche, si vede che lei ha una stampa più buona. E mi dice, io ho visto gli occhi, se c'ha più volte, quanti ne hai letto stasera? E è venuto da lì, a me ho messo davanti una lastra, una porta che aveva la lastra da taglio basso. E mi metto la vita e ho pensato,
se ti andiamo ai botti stasera, metto che ci parli in domani, sei sempre così. A me ti vai a scuola, all'asla, non mi sa che comporto, se mi ero con l'altra, niente lo guardo, dammi il scuola. Allora, un ringraziamento a tutti voi, spero vi siate divertiti. Un ringraziamento ai nostri giovanotti e alle nostre signorine, grazie di essere venuti qua. Un ringraziamento a Bruno Tremini, con fisarmonica che non ha fatto compagnia. E adesso il numero d'età che invitare tutti quanti a mangiare pronti e bere un goccio di burro basso. Arrivederci a Bosfano, grazie a tutti!